Ponte del 25 aprile con luci e ombre per quanto riguarda il turismo. In Veneto le temperature rigide spingono ad attendere l'ultimo minuto per decidere e proprio il last minute sembra invece favorire alcune realtà. È strano che con il brutto tempo aumentino le famiglie che vanno in vacanza, ma è il fenomeno che si sta verificando alle Terme Euganee, dove il maltempo spinge a prenotare alberghi moderni, spa accoglienti e piscine con l'acqua calda che fanno dimenticare freddo e neve di questi giorni. La percentuale di prenotazione nelle strutture termali è del 70%, ma sta salendo velocemente in questi giorni. Noi avevamo già buone prenotazioni prima di queste giornate un po' al di sotto della media come temperature. Sappiamo che oggi e nei giorni scorsi sono intensificate le prenotazioni, soprattutto italiani, ma anche tedeschi, austriaci, svizzeri. Il 92% fortunatamente ha scelto di stare in Italia e solo l'8% di fare una vacanza all'estero. Il Veneto non si discosta di molto da questi valori, registrando una tasso di occupazione delle strutture delle terme abbastanza elevato sul ponte del 25 aprile, siamo quasi a ridosso del 90% di tasso di occupazione, così come le città d'arte già al 70%. Importante la ripresa di turisti stranieri che alle terme si fermano più a lungo degli italiani per la cura, ma sempre più anche per la prevenzione di malattie reumatiche. I turisti stranieri permangono normalmente il doppio dei turisti italiani e quindi rappresentano una fascia di turisti molto interessante, che ci conosce il brand delle terme, conosce le nostre terme, il nostro prodotto fangoterapico. E a Abano Terme si attende conseguenze positive anche con l'introduzione del contributo di accesso a Venezia, con l'obbligo di registrazione e in alcuni casi di pagamento di un ticket da parte dei turisti. Noi abbiamo molti turisti che vengono ad Abano, poi in mezz'ora sono a Venezia, quindi sicuramente è un tema sul quale va fatta informazione, bisogna prendersi carico anche di informare correttamente tutti coloro che poi da Abano vanno verso Venezia, sono tanti. Sperimenteremo questa cosa nelle prossime settimane.